Signora Rosa? Sì, buonasera. Pronto, signora Rosa? Pronto, sono qua, mi dica. Io quando traso, signora Rosa? Adesso, la sto per chiamare. Ce l'ho il tempo di andare al gabinetto? No, senta, scusi, lei è dietro le quinte da almeno 2 ore. Giusto adesso che la stavo per chiamare le viene... le viene lo stimolo, no? E se mi viene ora? E se lo tenga? No, ma la tengo, va bene, va bene. Sì. Ma lei quanto tempo se la può tenere? Quando vuole lei, signora Rosa? Vabbè, allora, quindi, anche mezz'oretta? Sì. Ce la fa? Mezz'oretta ce la faccio, Ce la fa, vabbè. Sogno forte del Rinio. Va bene. Signora Rosa? Sì. Mi dica. Va bene. Ma perché quando lei sta dietro le quinte le titillano sempre l'orecchio? Che c'ha pubblicità ora? No, c'è lei, la sto per chiamare. Ah, c'ha pubblicità. In questo momento chi c'è? In questo momento ci sono io sul palco che sto per chiamarla. Ah, non c'ha pubblicità? No, lei è in onda, guardi, in questo momento, anche se lei non è sul palco, è in onda. Questa è la magia della televisione. Ma chi è che le tocca l'orecchio? A casa siamo circondati. Da che cosa? Che è omosessuale. No! È gente che le vuole bene, quali omosessuali? È gente che le vuole bene, per carità, poi noi rispettiamo... Mi tocca una ricchia perché mi vogliono bene, scusa. È pronto a entrare? Che dico dice lei? Le faccio fare l'applauso forte. Ce ne sono cristiani, ce ne assai. A voglia, guardi, ce ne sono tantissimi. Va bene. Signore e signori, ritorna d'insieme dopo un mese di assenza il signor Enrico Guarneri Litterio. Buonasera. Buonasera maestro, buonasera. Come sta? Buonasera. Signor Litterio, bentornato a casa. Da stare da dietro è un pericolo. Sì, lei ci è mancato moltissimo. Ma veramente, buonasera signor Saro, buonasera. Perché quando si tocca l'orecchio si vede. Sì. Poi quando tu tocchi un culo non si vede. State la cara, capito? Stia buono. Però non si capisce, vero? No. Non lo faccio capire. Senta. Signora, grazie, può cartello che c'è scritto? Litterio sei grande, con i tuoi racconti ci fai trascorrere, signora, più felici serate, grazie. Felici serate, grazie. Sempre la banca del tempo di Ragusa. Signora, però lei è licca adesso, l'ufficio è mia Ibo, si deve decidere. Brava. Si deve decidere. Ha visto come si Sto scherzando. Ha visto come signora Giussi, grazie. Allora, come sta? Che brava da cantante. Lo so, è brava, sì. È brava. Lo so, è brava. Perché cosa vuole dire? Scusi, è bravissima. Guardi che è brava. Ma lo so che è brava. Scusi, lei non deve dire guardi che è brava, senta che è brava, perché una ragazza che canta la dobbiamo sentire. Sì. Certo. No, ma è brava. È brava. Ma scusi, giusto per capire, da dove lo ha capito che è brava? Lei, cioè ce l'ascolta? Cosa fa? Dei cosci. Ma è cantante, ma scusi. Scusalo, Maria Elisa, ma io dico... Lo sai che mi ho... Ma roba da matti, sì. Lo sai che mi ho segnato a lei? Un'altra volta? Ma cosa di fare? Ma scusi, lei ma è manco stato... se fosse... Ce l'ha raccontato? No, non gliel'ho raccontato. Noi ci siamo incontrati a Roma. A Roma, vero. Ci siamo incontrati a Roma. Ci siamo visti a Roma, non è che ci siamo incontrati, ci siamo ritrovati a Roma. Perché non mi telefonavo, mi sono a Roma, che faccio, vediamo. Io, c'è l'autobus che cammina sotto terra. No, a Roma. Che è l'autobus che cammina sotto terra? Quella è la metropolitana. La metropolitana cammina sottoterra. Che? Ma c'è da scandare. Perché? Io mi periccio, fu un momento... Perché si sentiva chiuso. Mi sentivo occupato. Sì. I telefonini non pigliano. Però è utile la metropolitana. È velocissima. È velocissima, in pochi minuti vai da una parte all'altra di Roma. Avevamo appuntamento a Piazza di Spagna. Piazza di Spagna, confermo. Cui ave lingua arriva a Roma. Certo. E noi ci siamo arrivati. Una ogliera, già ero là. Appena esce da metropolitana, così, lo incontro, ci siamo abbracciati, ci siamo baciati. Sì. Che piacere! Nel frattempo passa una signora, mi guarda e dice, ci passa, mi dice, guarda qui c'è. Mentre io baciavo lui. Vero. Nel frattempo Ido si gira e dice, guarda, c'è magari un signore rosa. Ah, allora siamo sempre, ci vedono qua a Roma. Cioè, è pazzesco, Però è vero, diciamo che è quasi vero, nel senso che la signora non ha detto questo, però poi abbiamo fatto altri 200 metri a Roma. Ora voi lo sapete che a Roma ci sono tantissimi siciliani, tantissimi catanesi, ma siciliani più in generale. Ne abbiamo incontrato un'altra coppia ancora, tanto che lei alla fine ha detto noi però non siamo una coppia. Non siamo una coppia, non siamo maritati, perché la gente cominciava ad avere un dubbio. Veramente. Allora ci sto dicendo, signora Rosa, che mi ho sognato a lei. Ma guarda che... Ma cosa ne faccio? Eravamo tutte e due, io e lui, guidavo io, sopra un aereo.
Sapete gli aerei a due posti? Gli aerei piccolini? Perciò stavamo, a un certo punto sta aereo cominciava a ballare. Turbolenze. Sì, no, turbo forte. Tototon, no lente. Ho capito. Bototon. No, si chiamano turbolenze. Quando l'aereo balla è perché ci sono delle turbolenze. Sbuffava, l'elica di chi giravano, si fermava. Vuoti d'aria. Vuoti d'aria. Vuoto dello stomaco, perché lo stomaco macchianava. Arrivato a un certo punto lei, figlia mi fa, pare che pigliava scaffi l'aereo, dall'aria. Perché i vuoti d'aria fanno ballare l'aereo. A 2000 metri, pataton, viene a dice, signor Litterio, ce l'ha messa la benzina, perché qua la spia, quale spia? Dice, la spia rossa, dice, mi segna che manca la benzina. Ci avevo detto di mettere la benzina, lei mi stava rimproverando. E io sono dicendo, ma che stai scherzando? Ce ne abbiamo 10 euro. Scusi, 10 euro di benzina in un aereo, ma neanche per decollare sono sufficienti. Come ci disse 10 euro, lei, che chi ci disse? Cornuto, le male parole, ma male parole. Che aiuta le ava, come per dire, ma guarda sta sbarracuta. Casomai alto lei, che pare un individuo, un soggetto veramente che pare ortopedico. Io sono ortopedico? Sì. Ma che c'è? Io presentatore sono. Un signore indistinto, si presenta come un signore indistinto e invece che mi risulta un po' come risultava. Tutte queste male parole che mi dice. Ma io male parole poi non ne dico mai, quindi è una cosa di sogno. Di sogno? La Rosa, io questi ce l'avevo, questi ce l'avevo, questi ce ne. Sì. E allora lei subito mi dice, presto, che stiamo precipitando. Dove sono i zanietti che ci avevo detto? Gli zanietti? Lei mi disse è sbagliato. I zanietti, dove sono? I zanietti, certo. Vabbè. I zanietti, che si mettono su questa. Gli zainetti. E che dissi io? I zanietti. Perfetto, uguale, è la stessa cosa. Vabbè. E io ci ho detto, sono di dietro, signor La Rosa. Certo, sono di dietro. Meno male che pigliavo, lei mi disse, se giravo, piglia dei zanietti, si mise davanti, i rati. Ma qua c'è mortadella, panini, Coca-Cola. Lei doveva prendere quelli con i paracaduti. Certo, che me ne faccio degli zainetti con i viveri, scusi? E io disse, signora Rosa, questi c'erano. Dall'altro zanietti c'erano lenzuola ammugliate con tutti i fila, calavano stennuto, che mica ne facevano le lenzuola? Che lei? Senta, le lenzuola che fila, erano i paracaduti. Signora Rosa, appena ci disse questa cosa, lei mi fa paracaduti. Ma in mani parole, è mia. Ma mani parole, che io dissi, ma da sta sbarracuta. L'altra volta. Che sembra un individuo, sembra un signore indistinto, ortopedico, No. Uno che non è più un bambino, ma è un signore adultero, e che mi risultava un poco, mi risultava. Io questo pensavo. Io parolacce non ne ho dette mai nella mia vita, quindi non può essere, però siccome è un sogno, venga, passi. E allora io che praticamente l'aereo stava calando, con delica che si fermava, poi ripartivo, poi dicevo, signor La Rosa, presto, siamo morti. Certo. Presto, rapisse due sportellino, che c'era uno sportellino davanti all'aereo, questa specie di crostone. Rapisse presto sto sportellino. E lei si precipitava, veloce, presto. Certo. Era un sportello, e lei mi fa, dice, ma qua non c'è niente, qua c'è solo un libricino. Ci dissi, un Vangelo, cominciamo a pregare che siamo morti. Come ci disse sta cosa? Quindi lei proprio si era rassegnato, ha detto non ci resta da fare altro che pregare. Come ci disse sta cosa? Lei? Sì. Ma i male parole, a mia. A quel punto ci stavano, a quel punto ci stavano. Ma male parole che io dentro di me dissi, ma guarda sta sbarracuta. Che pare un individuo, un signore indistinto, ortopedico. Uno che non è più un bambino, ma è un adultero ormai, e che mi risulta un poco. Io questo pensavo. Allora. Nel momento che penso sta cosa, e caschiamo. Caschiamo con l'aereo. Lei, fortunato come solito, completamente illeso. No, Io? Scusi, No, lei, no, il. No, il. Lei, illeso completo. Senta, non lei, io. Lei so completo. Non lei, io. Lei, leso completo. Io mi strupiai un poco il ginocchio. Non ci crederà? No. Mi cascato a playa, in mezzo alla sabbia. Sulla sabbia, va bene. Io telefono. Che c'è?